Buonasera e ben ritrovati, eccoci ad un nuovo appuntamento dedicato al mondo dello sport, il nostro Veneto Globe Sport dalla web tv venetoglobe.com e naturalmente dal canale 813 del digitale terrestre per la provincia, l'intera provincia di Belluno, in attesa di ampliare il nostro segnale per tutto il Veneto. Si apre una nuova settimana dal lunedì al venerdì. Il nostro appuntamento va in diretta alle 19:30, in replica registrata alle 23:30. Vi dicevo, si apre una nuova settimana fatta di tantissimi, parecchi, quasi tutti, insomma, i raduni delle squadre di eccellenza. In particolar modo sono già al lavoro Montebelluna e Giorgione, ma tra poco vi relazionerò e vi aggiornerò il quadro completo, che da oggi comincia ad essere molto più sostanzioso. Andiamo ad iniziare con la prima nostra notizia e iniziamo con l'automobilismo. Formula 1, ieri sul circuito ungherese di Nürburgring si è corso il Gran Premio di Ungheria, 12ª gara di campionato su 21 prove. Ha vinto la Ferrari, è in silenzio, è stata in silenzio meglio dire, listata a lutto per la scomparsa di Sergio Marchionne. Ha vinto Hamilton per quanto riguarda la gara vera e propria. I ferraristi volevano vincere proprio per ricordare nel migliore dei modi Marchionne, non ce l'hanno fatta. Hamilton ha preceduto Vettel e Raikkonen sull'arrivo. Il calcio con la nostra piccola Italia Under 19 che ha brillato anche contro il Portogallo in finale. Ieri sera non è riuscita a vincere, purtroppo perdeva addirittura per 2-0 prima della fine dei tempi regolamentari. Il doppio pareggio di Ken che ha portato ai supplementari l'Italia 2-2, poi un incrementarsi di reti e un incrementarsi di emozioni durante i tempi supplementari. 3-2 per quanto riguardava l'Italia, poi 3-3 ancora, un pareggio raggiunta l'Italia e poi purtroppo questo 4-3 del Portogallo che ha chiuso definitivamente i conti, facendo piangere sul campo molti dei nostri giocatori che comunque hanno fatto un campionato europeo veramente grandioso. Per quanto riguarda il calcio invece, la massima serie, la Serie A, abbiamo già dato il calendario nei giorni scorsi. La Juventus se la vedrà, la Juventus di Ronaldo se la vedrà con il Chievo a Verona, poi ci sarà l'Inter a Sassuolo, la Roma a Torino, il Milan a Genova contro il Genoa ed il Napoli a Roma contro la Lazio. De Laurentiis ha trovato modo anche ancora di polemizzare per questa scelta, perché forse lo scontro più difficile, più duro ce l'ha veramente il Napoli. Un Napoli che ha iniziato bene ieri contro il Chievo, la prima amichevole, è una prima amichevole tra l'altro di pari quota, che ha fatto dire a Carletto Ancelotti ancora di essere molto soddisfatto del gruppo. Intanto oggi è il giorno di Ronaldo, anche se ieri e anche nei giorni precedenti se n'era parlato a iosa. Ieri è sbarcato ed è stato accolto all'aeroporto quasi come un presidente di Stato. Sbarco iniziato ieri sera, da oggi si inizia alla Cortinassa e dall'8 agosto troverà gli altri compagni bianconeri. Prima giornata intanto ieri anche per quanto riguarda la Coppa Italia, ad affrontarsi diverse squadre, tra cui anche delle squadre venete, delle squadre del Veneto, il Vicenza che è sotto la mano di Diesel, diciamo così, la nuova programmazione appunto di rosso per quanto riguarda il marchio che ha unito Bassano e Vicenza che ha vinto 2-1 contro il Chieri. Poi c'è stata Pisa-Triestina, qui 7-5 dopo i calci di rigore, favorita il Pisa. L'Albino Leffe ha perduto in casa contro il Pordenone di Tesser, 1-0 per il Pordenone. Il Trapani ha battuto il Campodarsego per 1-0.
Vi dicevo che c'è al lavoro Montebelluna, c'è al lavoro Giorgione. Da oggi vanno a lavorare sui propri campi di gioco. La Liventina con il nuovo tecnico Rorato, è un ritorno per lui. Il Treviso alla Cendon di Silea alle 16, oggi il via con l'allenatore Graziano riconfermato. A Vittorio Veneto in serata alle 19 con Zoppas riconfermato anche lui, il ritrovo a San Martino di Collumberto. Domani invece primi test ufficiali e prime prove per l'Eclisse Careni Pievigina di Stefano Della Bella. Se ne è parlato in settimana sui quotidiani, ci ritorniamo anche noi. Sentiamo Della Bella. Con Stefano Della Bella, presentazione della Eclisse Careni Pievigina, ci siamo, come dicevo in sede di presentazione, siamo pronti per la nuova stagione. La prossima settimana iniziamo, facciamo 3 serate intanto di test e dopo dal 6 si fa sul serio con 2 settimane doppio e dopo si partirà con le prime amichevoli, fine mese ci sarà il primo impegno di Coppa Italia e dopo si partirà con questo campionato che sicuramente sarà duro e complicato come è stato quello appena finito, certamente. Hai anticipato, sarà un bel campionato, però al di là di tutto, poi di come andrà a finire o di cosa, le squadre non mancano, ci sono rinforzate quasi tutte, compreso voi, quindi direi bene. Sì, direi che sono arrivate dalla Serie D squadre importanti, da sotto lo stesso, perché sia Treviso che Porto Mansuè con ambizioni, altre si sono rinforzate che sono arrivate terza e quarta come Lia Piave e San Giorgio Sedico, si sono rinforzate, dunque secondo me sarà ancora più difficile dell'anno scorso, la differenza tra play-off e play-out sarà ancora più minima e dunque ci sarà da lottare sempre partita per partita come lo è stato l'anno scorso. Hai dichiarato prima in sede di presentazione, è mancato qualcosina quest'anno nella passata stagione, però un campionato che mi pare ti abbia soddisfatto. No, magari è mancata la ciliegina che volevamo fare questi benedetti playoff, dato che eravamo quasi sempre dentro. Peccato per l'ultimo mese, è mancato qualcosa, andremo a cercare di capire cosa e di cercare di migliorare. Abbiamo rinnovato anche quest'anno la squadra, è ancora più giovane, però lo sappiamo che dobbiamo lavorare sodo e con molte motivazioni. Si parlava prima di un'età 20,05, squadra giovane, però avete anche pescato degli elementi di categoria che sanno. Beh, sicuramente il discorso è questo, la società ha voluto ancora di più ringiovanire. Logico che qualche inserimento c'è stato, era dovuto e l'abbiamo fatto e speriamo ci diano i frutti per il proseguo della stagione. Contento? Manca qualcosa? Hai chiesto qualcosa a Luciano Di Tonello oppure va bene così? Per adesso vediamo e partiamo così, io sono fiducioso e lo so che magari non siamo tanto esperti perché appunto l'età è bassa, però lotteremo, ce la giochiamo con tutti quanti sicuramente. Bocca al lupo Stefano. Crepi, a voi. Grazie. Domani sera, quindi ore 19, Campi di Solighetto, attacca anche la formazione appunto della Bella, come avete sentito. Andiamo in promozione, nella promozione veneta che comincia da oggi a muoversi con 2 presentazioni. L'Opitergina sale a Cison di Valmarino in una cantina, sponsor appunto dell'Opitergina, mentre va dal patron, dalla cantina Pizzolato, quelli del Villorba, questa sera appunto a Villorba alle 20. Il Conegliano è stato già presentato l'altro giorno al bar-ristorante Esplanade di Castello Roganzuolo, insomma il Fontanelle pure, l'Opitergina come vi ho detto pronta a mettersi in moto, Prodeco anche qui già completata la campagna acquisti e cessioni, direi che insomma ci siamo per dare il via al calcio locale.
Adesso parliamo di basket. La TVB Basket Treviso ha definitivamente completato il suo roster, adesso il nuovo coach potrà lavorare in tranquillità, pensare alla squadra. Il raduno il 20 agosto a Sant'Antonino, mini ritiro a Domegge di Cadore dal 29 agosto al 2 settembre, poi il 4 settembre la prima amichevole proprio a Pieve di Soligo contro Udine. Ci sarà la Supercoppa molto importante e poi il campionato il 7 di ottobre, un calendario che vedrà l'esordio dopo 4 anni che non succedeva in casa contro Ferrara, e intanto a Sant'Antonino presentazione di nuovi giocatori della TVB. Oggi andiamo a conoscere Lorenzo Uglietti, vediamolo nel servizio realizzato proprio dal sito della società e pubblicato sui social. Eccolo qui, Uglietti. Se vi aspettate il giocatore da tanti punti, da canestri, che esalta le folle, quello non sono io. Troverete un giocatore che si danna l'anima per fare quello che chiede il coach e per portare a casa la partita, e darò l'esempio con il mio atteggiamento, porterò aggressività e grinta dalla panchina, quindi da me avrete questo, ecco. Sei un giocatore che hai detto appunto darà tanta energia in campo, in un reparto che però è bello ricco di tanti altri giocatori anche con molta più esperienza di te. Sei pronto per questa sfida, ovvero farti un po' spazio, ecco, tra i grandi? No, sicuramente per me è uno stimolo in più, perché avere l'opportunità di giocare in una squadra che compete per la vittoria del campionato, con giocatori esperti, staff esperto, per me non c'è altro che da imparare e certo lottare per strappare più minuti possibili, però questa non la vedo come una pressione, ma la vedo come una spinta, come hai detto te, come una sfida che non vedo l'ora di iniziare a combattere, ecco. Con una spinta che arriverà anche dagli spalti, per te sarà la prima volta comunque da giocatore al Palaverde con la maglia di TVB, ma hai già avuto modo insomma di assaggiare un po' il pubblico della De Longhi. Sì, giocai al Palaverde 4 anni fa ormai, l'anno della Gold e della Silver, e ho un gran bel ricordo del palazzetto. E sì, sicuramente ho avuto già l'esperienza di Biella con un grande pubblico e posso dire che veramente danno quella spinta in più, sono quel sesto uomo in più in campo e niente, quindi non vedo l'ora di conoscervi tutti, conoscere le facce e niente, ci divertiremo sicuramente. Ecco, appunto, troverai anche ex compagni come tessitori. Cosa ti senti di dire a Tex il tuo benvenuto insomma in squadra? Il mio benvenuto in squadra, Tex, ricordati gli MGK-Vis perché sennò con quelli la preparazione non la passerai mai e niente, ci vediamo presto. E ci vediamo presto al Palaverde, dice Uglietti, dopo aver firmato sul manifesto che con le impronte digitali parla appunto della nuova TVB Basket Treviso. Rimaniamo sempre a Treviso con il Benetton Rugby che è sceso da Calalzo dopo la preparazione in altura. Arrivano le date del Pro 14 con Benetton che esordirà in Galles il 1° settembre, doppia trasferta poi per Benetton il 24 novembre e il 1° dicembre in Sudafrica, derby con le zebre il 22 dicembre e poi il 29 dicembre a Monigo, il terzo a fine aprile, la finale del campionato il 25 maggio per la Pro 14. L'ultima mia domanda di questa intervista che andiamo a rivedere era proprio dedicata a Dan Budd per sapere: sarai ancora tu il capitano? Beh, allora è confermato, sarà lui il capitano. Questa è un'intervista che va a precedere la definizione proprio dell'altro giorno a Calalzo che ancora una volta Dan Budd sarà il capitano del Pro 14 del Benetton. Alla Ghirada con un volto noto, con Dan Budd, bentornato perché ti sei aggregato un pochino dopo, ma non perché sei andato in vacanza ma perché hai faticato. Ah sì, no, è stato un bel tour giù in Giappone con le nazionali e poi sì, che abbiamo riposato un po' per 2 o 3 settimane, ma è bello di essere tornato qua e
riprendere il ritmo di allenamento ogni giorno. Ecco, allora riprendere il ritmo di allenamento ogni giorno, che ambiente hai trovato? Un po' cambiati perché sono arrivati i nuovi permit. Sì, siamo un gruppo di quasi 55 giocatori, mi pare che sì, è completamente diverso per noi, ma è bello che è tutto organizzato, i nuovi giocatori sono bravi, hanno un'attitudine giusta di migliorarsi e essere il migliori che possono essere. Quindi nuove sensazioni, nuovi stimoli, nuovi obiettivi anche per te. Sì, ci continuiamo del stesso obiettivo dell'anno scorso di crescere con ogni partita, con ogni settimana che confrontiamo. Quindi sì, il stimolo c'è per sempre di crescere e di essere uno dei migliori in Europa e ci continuiamo avanti così. Ecco, è stata una stagione particolare, molto bella. Per te com'è stata? Come l'hai vista? Sì, in generale lo dico sì, che abbiamo fatto un record di partite vinti e come abbiamo cresciuto più di tutto, non solo i risultati, ma come l'ambiente dentro la squadra, come siamo migliorati individuale. Per questo mi viene più contento di vedere le persone che crescono individuale. È sempre bello di vincere una partita, ma di vedere da dentro e fuori che abbiamo cresciuto è bellissimo. È bellissimo sicuramente, e sarà bellissimo anche per te contare questi anni. 1, 2, 3, siamo arrivati al 7º. Sì, no, è stato un roller coaster il mio viaggio qua, ma sì, sono sicuro che finalmente è la strada giusta e stiamo andando avanti migliore. A Dan cosa chiedere? Quali sono gli obiettivi? Perché ormai possiamo dire che di obiettivi ne hai centrati parecchi. Sì, ne abbiamo gli obiettivi personali anche della squadra, ma quello di più è di crescere, come ho detto prima. Non è per noi il risultato, non è un posto dove vogliamo arrivare, è di sempre crescere e di essere meglio ogni settimana. Allora, qui c'è un bel caldo, si sta bene, tu sei addirittura a piedi scalzi giustamente sull'erba, salite a Calalzo, quindi cambierete un po' di temperatura. Sì, no, come l'anno scorso è stato bello di andare lì, vicino al lago anche, quindi può fare un bel tuffo dopo ogni allenamento, ma sì, è bello di allenare con il caldo, così si sente che stai lavorando di più anche, ma sarà una bella settimana là a Calalzo. Allora io chiudo con la battuta, poi vedi te se rispondi o meno, poi tagliamo o meno. Sono parole da capitano queste. Allora sì, spero che ho questa responsabilità per l'anno che confrontiamo. Sì, c'è tanto lavoro da fare come sempre e questa responsabilità mi piace. Bene, l'ha presa bene Bud, perché la mia domanda insomma a cui non voleva rispondere, ma un sorriso e una bella risata ha stemperato il tutto e poi ha portato anche bene. Insomma, Dean Bud sarà il nuovo capitano, anche se ha bisogno, ha detto, di un vice serio per la prossima stagione. Quindi in bocca al lupo a Dean Bud e a tutta la Benetton Treviso Rugby. Abbiamo concluso anche per quest'oggi il nostro appuntamento serale delle 19:30 e delle 23:30 su venetoglobe.com, il nostro spazio sportivo sul canale 813 per la provincia di Belluno Digitale Terrestre. A tutti voi buona serata e a domani!